Nell'ambito delle attività previste nel progetto FAMI del Ministero degli Interni, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per la realizzazione di interventi di accoglienza, c'è anche quello della realizzazione di percorsi di formazione linguistica di livello B1, organizzati dal CPIA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Agrigento, che vengono svolti nelle scuole della provincia, tra questi anche quello di Santa Elisabetta, gestito dall'Associazione Acquaintro. Antonella Ottilla, ci troviamo qui a Santa Elisabetta presso una scuola, un centro CPIA dove voi svolgete la vostra attività, insegnate ai ragazzi che sono presenti in questo centro. Ecco, se ci parla gentilmente di quello che fate. Sì, in questa attività che nasce come prodotto del FAMI, è un progetto voluto dal Ministero dell'Interno, noi lavoriamo con i ragazzi per un accertamento linguistico più di quello che è la 2, che è il livello normale, diciamo, di alfabetizzazione. Portiamo i ragazzi qui presenti, ne vedete tanti qui tra di noi, ad un livello maggiore, un livello prima di arrivare alla scuola media. Loro imparano molto di più a leggere speditamente, a colloquiare e a fare anche una produzione scritta, che è molto importante per loro stessi, per trovare una sistemazione un poco più idonea dopo il momento in cui sono arrivati. Noi abbiamo cominciato questa nostra esperienza a Santa Elisabetta circa un mesetto fa, tra qualche giorno la concluderemo e devo dire che i ragazzi si sono molto impegnati nonostante le 5 ore pomeridiane, perché sono quelle che facciamo, di ogni giorno. Lui è un nostro alunno e abbiamo pensato di coinvolgerlo in questa intervista proprio per sentire il suo punto di vista. Il tuo nome? Mi chiamo Ba Ibrahim, vengo dal Senegal, ho 18 anni. Sono qui per studiare la vostra lingua, anche se ho fatto tanti anni in scuola nel mio paese, ho bisogno di studiare qui la vostra lingua italiana. Come ti trovi con gli insegnanti del CPIA? Sì, gli insegnanti sono tutti bravi, quelli che ho visto tutti sono bravi, sì, aiutano loro a imparare, loro fanno piano piano per ragazzi capire, capito? Tu da dove vieni? Io vengo dal Senegal. Da tanti anni che sei qui? No, sono qui in Italia da 2 anni. Sei ospite di un centro gestito dall'Acquaintro? Sì, sono qui. Qual è il lavoro che voi fate qui al centro Acquaintro di Santa Elisabetta? Lo scopo fondamentale del progetto SPRAR è quello di far integrare i ragazzi sul territorio ospitante e lo facciamo attraverso l'espletamento di tirocini formativi o borse lavoro nelle aziende del nostro territorio. Una cosa che mi preme precisare è la scuola. La scuola è un obiettivo fondamentale dei nostri beneficiari che devono raggiungere nel migliore dei modi, proprio perché è quel biglietto di visita che serve per potersi integrare sul territorio, nella società quindi che li ospita. Una parola la vorrei spendere anche per il corso CPIA, in quanto possiamo essere soddisfatti e anche fortunati di avere il corso del CPIA direttamente in loco, il quale permette ai beneficiari di comprendere nel miglior modo possibile la lingua italiana, per altri invece magari per migliorarla. Fornisce anche comunque la promozione della socializzazione, ma anche la gestione del tempo libero. Lo scopo quindi anche del progetto SPRAR è proprio l'istruzione, l'educazione dei nostri beneficiari per potersi integrare quindi nel miglior modo possibile nella società.